È stato riascoltato ieri in procura il professionista veneziano massacrato di botte nel 2014 da Dake Aziraji e da un complice. Era la sera del 20 luglio e l'uomo, in compagnia della figlia ventenne, stava transitando davanti a un negozio di pasta da asporto nel quartiere di Castello, dove Aziraji e un altro connazionale lavoravano. Venne aggredito senza alcun motivo, picchiato selvaggiamente con colpi micidiali che solo chi è ben addestrato è in grado di sferrare. Secondo l'uomo, oggi 53enne, cintura nera di judo e per molti anni impegnato in missioni umanitarie proprio in Kosovo, sia Aziraji, riconosciuto dalle foto segnaletiche, che il complice non identificato, con quell'agguato si sarebbero allenati a testare le proprie capacità. Il riconoscimento di Aziraji ha consentito alla procura di riprendere in mano il fascicolo aperto nel 2014 nella convinzione che i componenti della presunta cellula jihadista arrestati la scorsa settimana siano molto pericolosi. Il pubblico ministero Alessia Tavernesi, titolare di questa indagine, a breve presenterà la richiesta di rinvio a giudizio per Aziraji con l'accusa di lesioni. In seguito a quel pestaggio, il professionista veneziano riportò lo sfondamento delle ossa del viso e del cranio, oltre a traumi in tutto il corpo. 22 giorni d'ospedale, un incubo senza fine che ancora oggi invoca giustizia.